Quando si parla del mercato dei lavori pubblici si entra in una dinamica alquanto delicata e complessa e soprattutto attualmente anche abbastanza disomogenea. Comunque si tratta pur sempre di un comparto di vitale importanza per il settore edile e delle costruzioni in modo particolare. Pertanto è stato accolto con molta soddisfazione da parte dei costruttori edili il nuovo preziario regionale delle opere pubbliche, aggiornato e predisposto dalla Regione Veneto e volto a garantire la regolarità di questo mercato. Nel corso del convegno di venerdì 11 maggio a Verona è stato presentato da ANCE Veneto e ne è stato soppesato anche il suo ruolo chiave nella dinamica dei prezzi, che vengono così scomposti nelle loro parti elementari, ovvero costi di materiali, forniture, manodopera e spese generali, per capire anche gli utili effettivi dell'impresa e quindi valutare attentamente quando un ribasso è frutto di un'offerta seria oppure drogata. I costruttori si aspettano innanzitutto che venga utilizzato effettivamente da tutti gli enti. Attualmente ancora non è ancora entrato nella, come si può dire, nella cultura degli enti appaltanti, soprattutto dei comuni e soprattutto dei comuni di più piccole dimensioni, però insomma un po' alla volta speriamo che venga utilizzato e che diventi lo strumento effettivo per valutare il valore degli appalti e per valutare la congruità delle offerte. Purtroppo invece c'è il problema inverso, cioè quello dei prezzi troppo bassi, che è un problema per noi, cioè per le imprese, ma è anche un problema grosso per le pubbliche amministrazioni. I rischi del gioco a ribasso sono molteplici. Innanzitutto direi che un problema grosso riguarda per esempio la sicurezza, che è un tema molto dibattuto in questo momento. L'altro problema è che le imprese di costruzione devono possibilmente guadagnare poco, ma devono guadagnare. Il preziario noi l'abbiamo voluto, abbiamo insistito con la Regione, adesso finalmente esce un prodotto sostanzialmente completo. E speriamo che riesca a diventare, come nelle ambizioni nostre, un riferimento obbligatorio, perché da prezzi giusti derivano offerte equilibrate, c'è la possibilità di individuare le offerte anomale e non congrue e da prezzi giusti e offerte equilibrate deriva qualità del lavoro e sicurezza per i lavoratori. Sembra un discorso banale legato ai prezzi, ma con il processo produttivo nostro un'impresa che lavora a condizioni economiche equilibrate è in grado di fare qualità e sicurezza.